questo mestiere che a Venezia è il simbolo di Venezia, quindi sicuramente abbiamo bisogno di giovani leve. Purtroppo le giovani leve con la scuola che fanno adesso non hanno nessun interesse, diciamo, a venire qua a lavorare. Però bisognerebbe che ci fosse della scuola che facessero dei stage, ma dei stage non una settimana come stanno facendo, perché adesso ci sono dei stage, ma li fanno una settimana all'anno, quindi... Cioè, l'Istituto Nautico di Venezia, il CINI, adesso che diventa appunto sì, fa anche questa qualcosa. cosa sulla costruzione navale che hanno Sì, in fa Italia, qualcosa, però è uno stage che, cioè, con il minimo indispensabile. Lo stage di una settimana di un giovane apprendista non serve a niente. Bisognerebbe che facesse qualche mese di stage, allora comincia, perché la scuola sì va bene, ma la scuola ti fa una cultura, non ti fa una pratica. Quindi il nostro mestiere delle gondole abbiamo bisogno di pratica. La scuola va bene fino a un certo limite, quindi i stage servirebbero sì, però se facessero magari mezza scuola e mezzo stage, ma continuo. Cioè io ho fatto la quinta elementare e vedo che insomma secondo no, non mi pare di essere l'ultimo arrivato, ecco, quindi la scuola serve per farsi una cultura, per amor di Dio. E allora diciamo che tutti i dipendenti che io ho qua vengono fuori dallo stage, perché non è che sono venuti così per niente, diciamo hanno fatto lo stage e poi ti scegli l'apprendista che secondo te ha qualche dote in più, allora lo cerchi, però non tutti riesci a portarli dentro, no? Quindi se avessero più pratica nel mestiere gli renderebbe che loro più facilità di inserirsi nel mestiere. Fortunatamente la gondola siamo in pochissimi che la costruiscono, quindi siamo in 2 o in 3 cantieri in tutto il mondo, quindi fortunatamente il lavoro non mancava. Dico non mancava perché questi 2 o 3 anni di pandemia che c'è stato ci hanno portato delle grosse difficoltà. Nel senso io ho 5 dipendenti, non ho voluto lasciarli a casa, li ho fatti lavorare ma senza avere un introito, diciamo, di imbarcazioni, perché tutti i gondolieri sono stati fermi, perché se a Venezia manca il turismo purtroppo siamo morti. Io ne faccio parte, diciamo, con i gondolieri che se non lavorano i gondolieri non lavoriamo neanche noi. Quindi mi sono trovato su una situazione che o lasciavo quasi i dipendenti o lavoravo così. Cioè il mio mestiere sono 40 anni, per non dire anche 45, che faccio solo gondole. Però diciamo che questa pandemia mi ha portato a fare altri tipi di imbarcazione per cercare il modo di dare da lavorare ai giovani. Il nuovo è ancora fermo, insomma. La costruzione momentaneamente non c'è. Allora, per costruire una gondola attualmente ci vuole all'incirca 400 ore di lavoro in 2 operai ad alti livelli, circa 2 mesi e mezzo. Per costruire una gondola non è che qualsiasi carpentiere può mettersi a fare la gondola, bisogna cominciare da piccoli, averlo nel sangue e piano a piano riesci a farla. Non è da tutti, cioè siamo in pochi proprio perché non è da tutti costruire una gondola. Una gondola si costruisce se cominci da piccolo e capisci tutti i meccanismi, anche perché la gondola è l'unica imbarcazione al mondo che è asimmetrica e questa asimmetria la devi creare. Diciamo che la gondola è un'imbarcazione, dopo che è asimmetrica, anche un po' personalizzata, bisogna farla in base al peso del gondoliere, in base a tutte le sue proprietà in pratica. Si potrebbero anche fare tutte uguali, però se uno è 50 kg di peso e uno è 100 kg, la gondola non va bene. Anche perché i ponti a Venezia sono tutti una stessa altezza, quindi se facciamo la stessa imbarcazione per uno di 100 kg e uno di 50, quello va a sbattere sul ponte tranquillamente. Quindi bisogna cercare di farle in base al peso del gondoliere. Momentaneamente non abbiamo grossi problemi, gli unici problemi sono che 2 anni di pandemia senza lavorare, adesso i prodotti stanno andando alle stelle. Quindi dopo che abbiamo difficoltà di riacquistare i clienti, troviamo il materiale che va alle stelle, insomma. Questo è uno dei problemi che affronteremo un po' più avanti.